Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Smuardassazze e ferizza a Paparoz, quartiera sud di Udin, dove fantazze e une femmine sono restate vittime di un'aggressione de bande di un pitbull. L'episodio si è verificato queste mattine a Tordesvot, in via Pirona, Doglie de Chiase, dal proprietario dell'animale. L'uomo di 25 anni, in quel momento in compagnia de morose, alvares accusato un mal colantatiere, la sua compagna di 20 anni, e vares cirudi Iudalu a rialciarsi il mod probabilmente all'estate stracapì dall'animale che si è scagliato quintri il paron, provocanti feridis gravis a emuse e al quel. Sintin lis berlis un vicin di chiase alle intervenut par Iudà i due zovins e all'estate a sua volta taccat dal chian. Il proprietario dell'animale alle ricoverate in terapie intensive in prognosi riservate anche che gli altri due son finiti in ospedale. Sul puest sono intervenuti gli agenti de polizie locali. Farmacs irregolars o schiaduts, tignuts, dispessi in promiscuità con altri medicinis, anche mo buinis. Diversi violazioni in te gestione dai farmacs sono venuti su dentro di 6 ambulatori veterinari dal Friuli Vignesi e Giulie, che è il risultato delle 24 ispezioni fatti dal NAS di Udin in tutta la regione in tal'ambito di una campagna di controllo nazionale. I militari dal nucleo antisofisticazions e sanità e hanno chiatat e punit in adempimenti in tune strutture de province di Trieste, in 2 ambulatori veterinari di Pordenone e in un a Gurizze. Domenie ai 12 di giugno, prim turni e referendum sulla giustizia, ai 26 eventual ballottazione per i 4 comuni dal Friuli Vignesi e Giulia con più di 15.000 abitanti. In maniera tecnica arriverà domani, in riunione de zonte regionale, la delibera dall'assessora e as autonomie locali Pierpaolo Roberti, che confermerà la data, ma le ormai cer che avvignerà adeguate a che volude dal Guvier che proprio voi alla deliberati in materia. Per ridurre i costi, all'estate deciso di vierzi i bossui une sole giornate, la domenica dai 7 ai 23. In Friuli Vignesi e Giulia sono 33 i comuni in Dulà che si vota. La sessione europea in Consiglio regionale ha avviato l'aule al lavoro sulle sfide futuri che riguarderanno anche il Friuli Vignesi e Giulia. Il commenda l'assessora ai financis Barbara Zilli. La sessione europea, voi nos avete impegnati in Consiglio regionale, è stata l'occasione per chiapparsi una responsabilità comune su ciò che sono le sfide dall'Unione Europea e dai prossimi anni. E anche l'occasione per ribadire che è di sé flessibile la legislazione europea sono ridotte in tema di aiuti di Stato per favorire il mantenimento delle nostre strategie e da una mano a tutti gli imprenditori. Non è nessuna paura di perdere la concessione. Regione e Autovie Venete sono sulla stessa lunghezza di onde e sono da ora a operare di team con la massima sintonia per ottenere gli obiettivi prefissati. Lo ha detto voi l'assessore regionale e infrastrutture Graziano Pizzimenti in relazione al dibattito di ieri in Consiglio. Il processo di trasferimento di concessione a 9 società Alta Adriatic insieme a Regione Veneta, l'ha precisato Pizzimenti, alle oramai inviate. La Regione è in spiette de firme dal decreto ministeriale e de registrazione de bande de corda e cons. E spazi Cumoa e rubriche settimanali Gnovis dal Mont. Queste sere ho fevelin di Argentina, in particolare di Buenos Aires. Il presidente del Fogolar Furlan de capitale argentine, Edoardo Dino Baschera, e la sua femmine son vignus in Friuli e all'Ent Friuli in Talmonto. Sintin proprio Baschera a spassizza per capitale dal Friuli. Mi manchi il Friuli, no? Allora non può mancare sì, di venire
a Udin e al Friuli. C'è il viaduto di interessante, come si chiatin fur di Casa Cavazzini, là che è la mostra e la forma dall'infinito, le viadutte. O hai vedut, ma anche il Chistiel, che è bellissimo. Le mostre sono bellissime. Ieri un Grundint, bellissime, e bellissime Udine. Qual è il pensiero che lo porterà fino a tornare in Argentina? Beh, come hai di tornare dal 14 di aprile e dopo sto pensando di venire a Iesi a sta. Di tornare e di venire a stare qui in Friuli? Sì, sì. E ci dicono là a Buenos Aires i corregionali che sono la via? Che stiamo per vie di Argentina che torna in Friuli? No, ben, duc voglia di tornare. Sì, perché sì, mio padre è venuto in Argentina dal 47, dopo le guerre. Lui non ha potuto tornare. Allora mi tocca a me. Io ho un figlio che sta qui e una figlia che ha anche voglia di venire. L'occasione però è stata anche buona per fare il pont sulle attività dal fogolar Furlan Argentin tra che i più grandi del mondo. O chiacchierin proprio di che sfogolar che le onde dai più grandi, no? Dal mondo. Sì, noi abbiamo un gruppo di attività perché i furlans che sono in Argentina, i discendenti, sono quasi 1 milione. Allora abbiamo la città di Buenos Aires, che è una città molto grande, con 14 milioni di persone, abbiamo un gruppo di furlans che si sentono ogni li sono leaders e allora vengono a chiatarnos. Noi abbiamo pensato perché è 95 in Noval, una schiglia di attività che vanno da incontri online con la Indal Friuli, perché ci fa piacere sentire i furlans che sono buoni dal Friuli, ma anche per un po' di sapere che sono questi leaders, no? Le tradizioni furlans, i pass furlans, via avanti. Ecco, e io chiacchiere también al Furlan perché io usato a chiacchierarlo anche a Buenos Aires. Sì, se tu fassi parte del Furlan di Buenos Aires, al convento impara il Furlan, perché la gente fa bene, noi abbiamo 2 segretarias, Lina e Nelly, che loro, se tu clami, ti rispondi per Furlan, per spagnolo o per italiano. Alle che o hai scugnuto imparare il Furlan, e alle perché che abbiamo pensato anche di fare, dal 2020, quando ieri iniziato per pandemia, corsi di Furlans online, che abbiamo chiamato di tutte le Argentine e anche di fuori dell'Argentina, che abbiamo viaggiato 70 all'ers, che hanno cominciato a imparare la lingua partendo dal spagnolo, perché sono un gruppo di corsi di Furlan qui in Friuli, anche online, ma a parte sempre dall'italiano. E quando tu sei di varie lingue spagnole, allora tu hai un altro differente. E allora è perché il abbiamo cominciato. Sono importanti i rapporti tra l'Argentina e il Friuli. Bon, al saresti migliore se l'eterna crisi argentina economica non saresti cecalè, però no, come fogolar, sempre o sins, abbiamo pensato di essere un po' di riferimento anche perché gli imprenditori furlans che hanno voglia di portare i prodotti, perché i prodotti furlans sono ridotti che di gastronomia sono ben apprezzati in Argentina, ognuno che al torno se il pues, no? Con un frittuto o con un tocco di montasio, e al sares viel di ve, tal fogolar furlan di Buenos Aires, un po' di vendita di questi prodotti furlans. Però ho quindi spiegato che l'economia va più in avanti, perché come è un po' difficile. Però che il collegamento con l'educato dei vini friulani, perché Buenos Aires è un ducato di vini friulani, vino un nobile, non ha fatto anche più idonee dai vini friulani che penso che sarebbe massa interessante di vederli in Argentina.
E anche il mangiare è apprezzato, non come dai furlans che stanno a vivere in Argentina. Sì, no, adesso città furlane fa il tiramisù, che è il più buono di tutta la comunità italiana di Buenos Aires, e lo dico io perché lo faccio io. e avendo un gruppo di altre regioni italiane, Sachiatanus, perché le associazioni italiane che sono lì in città, fanno i pass italiani, no? E no, fanno la polente, il frico, che non conoscono, e allora è anche un'opportunità di far conoscere, non dove la in dal borgo, la che si chiama Villa Devoto, non dove il quartiere, nel borgo, ma anche gli altri italiani che sono in città, e plan plankin, o si fanno conoscere il frico e vengono a chiatarnos perché, anche loro. Ora ringrazio Noemi Baschera alle prossime visite che è in Italia. Sì, se potesse venire ogni anno, però buon, speriamo bene. E per queste sere alle Duzzi, torniamo a Viodi domani, mandi, buone serate.